Paura e shock nel vedersi di fronte il ladro in camera da letto. Parla il proprietario della villa di Banne sul Carso, visitata da un ladro mascherato. Terzo furto in un anno al locale Braccerie Venete di via Madonnina. I ladri si sono introdotti all'interno forzando una porta, rubati 700 euro. Non si fermano le ricerche dei 3 giovani scomparsi nel fiume Natisone dopo essere stati travolti dalla piena, rintracciato il cellulare di una delle ragazze. La strada di via Madonnina temporaneamente chiusa questa mattina per un allagamento in condominio. Polizia locale e vigili del fuoco sul posto per gestire l'emergenza. Parcheggi speciali, divieti di sosta, chiusure delle vie in occasione del concerto di Ultimo domani sera allo Stadio Rocco di Trieste. Non si placa lo scontro sul progetto Cabinovia, il comitato del no insiste, il TAR ci dà ragione, l'assessore Lodi, l'opposizione non attacchi i tecnici. Accettate le dimissioni presentate da Don Malnati per limiti d'età. Lo storico parroco di Notre Dame di Sion tornerà in Lombardia da settembre il sostituto. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Un ladro in casa in piena notte con il volto coperto da una maschera è ciò a cui si è trovata di fronte la coppia di triestini che risiede in una villetta di Banne. Ai nostri microfoni ha parlato il proprietario dell'abitazione. Vediamo. Io sì, sono scosso, poi ovviamente entrano più magari i rimorsi di quello che avrei potuto fare o non avrei potuto fare. Per quanto riguarda invece Jessica, sì, sicuramente svegliarsi con una persona, con un estraneo di fronte al letto non è certo una bella esperienza. Ennesimo furto in casa sul Carso, questa volta essere colpita un'abitazione in località Banne. Il ladro è riuscito a intrufolarsi nella casa nottetempo e a portare via i soldi dal portafoglio del malcapitato. Tanta paura e lo shock di trovarsi di fronte al ladro in camera da letto. Il blitz in casa nella notte fra mercoledì e giovedì. Una coppia di fidanzati che stava dormendo è stata derubata. Un uomo con il volto coperto da una mascherina chirurgica, con addosso un cappello e in mano una piccola torcia per farsi strada, stava rovistando nella casa che fa parte di un comprensorio dove abitano più famiglie. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Il ladro è prima entrato in questo giardino dai vicini di casa e poi attraverso uno squarcio della rete è riuscito a passare dall'altra parte, intrufolandosi dentro questa abitazione. La porta era aperta, il ladro non ha avuto problemi quindi a entrare e a mettere a segno il colpo. Il ladro è riuscito a rubare circa 170 euro dal portafoglio di Gabriele, mentre questi dormiva sul divano. Poi l'uomo mascherato è entrato nella camera da letto della fidanzata Jessica. Lei in quel momento si è svegliata e ha urlato. Anche Gabriele a quel punto si è alzato dal divano e ha provato a intervenire. L'ho rincorso, però in ciabatte e comunque ti sei frustrato, sei comunque così appena sveglio, non è mai facile, no? Soprattutto ti assicuro, ti viene quell'adrenalina, quella forte sensazione, così anche a volte di impotenza perché non sai come reagire, no? Non sai cosa fare. No? Infine l'appello di Gabriele: chiudete sempre la porta di casa e se possibile dotarsi di un sistema di allarme. Non è mai una bella sensazione, ti senti un po' più che altro violato, no? Perché entri nelle tue tranquillità, nelle tue routine, in un posto dove ti senti di solito sicuro, no? Ovviamente devo mettere la dimenticanza di non aver chiuso le porte a chiave quando sono entrato a casa. È un consiglio che vorrei magari appellare a tutti quanti, mandare a tutti quanti, proprio quello di ricordarsi, magari pur quanto il posto sia tranquillo, pur quanto si possono avere degli animali a casa, per sicurezza di tutti quanti, comunque magari una mandata di chiave che fa sempre comodo. Un altro furto al locale Braccerie Venete, ne avevamo documentato uno qualche tempo fa in via Madonnina. Questa volta i ladri hanno portato via la cassetta delle mance per un bottino di circa 700 euro. Vediamo. Un altro furto nella notte nel locale Braccerie Venete. I ladri sono riusciti a entrare da un ingresso laterale e a portare via 700 euro.
Un altro furto al ristorante Braccerie Venete, il secondo in poche settimane, il terzo episodio quest'anno se consideriamo il tentativo di furto a febbraio. Una dipendente del locale si è accorta di quanto successo questa mattina e ha chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto. Questa volta non è stato forzato l'ingresso principale, ma il ladro o i ladri sono riusciti a entrare tramite una porta laterale, accedendo dal condominio che ospita il locale stesso. I ladri hanno portato via i soldi che hanno trovato nelle cassette delle mance, tutto è successo molto rapidamente. I malintenzionati sono prima riusciti ad aprire un varco attraverso la porta laterale del ristorante e poi hanno puntato il retrocassa raccogliendo il bottino in pochi minuti. Infine sono fuggiti proprio mentre scattava l'allarme del locale. Nelle prossime ore i carabinieri visioneranno le immagini di videosorveglianza del ristorante che potrebbero aver ripreso i ladri in azione. Ora ci spostiamo in Friuli per la terribile vicenda dei 3 ragazzi dispersi nel fiume Natisone dopo la piena improvvisa di ieri. Le ricerche sono continuate anche per tutta la giornata di oggi. Oggi è stato anche individuato e trovato un cellulare, il cellulare di una delle ragazze disperse. Allora ricostruiamo quanto accaduto da ieri fino a oggi con le ricerche sul fiume Natisone che continuano senza sosta con il servizio di Stefano Giovanpietro. Da quelle maledette 13:30 di giovedì 31 maggio tutto il fiato di un'intera regione è sospeso per la situazione di 3 ragazzi travolti dal fiume Natisone. Una serie di cause li ha portati a essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Patrizia Cormos, ventenne di Campoformido, dopo aver sostenuto un esame all'Accademia delle Belle Arti, si è recata con l'amica Bianca Doros, 23enne di origine rumena, domiciliata a Udine, ma attualmente in Romania con il fidanzato, ultimo identificato, è Cristian Casian Molnar, 25enne rumeno, residente in Romania e non in Austria come inizialmente si pensava. Erano arrivati dall'Austria, lui e Bianca, dove erano stati dal fratello di Cristian e si erano recati poi a Udine, dove la stessa Bianca doveva salutare la famiglia, ivi ancora residente. La voglia di scattare qualche foto suggestiva, poi il panico, almeno stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, con la situazione iniziale non compromessa, ma il tempo perso per paura di non trovare il guado giusto che gli è stato fatale. Poi il resto è noto, con l'abbraccio, tutti insieme, l'acqua che li travolge e le corde dei pompieri mancate. Operazioni che sono continuate tutta la notte, la ricerca sospesa, solo l'attività aerea ripresa poi alle prime luci dell'alba e sono stati proprio i droni messi a disposizione dalla Protezione Civile a intercettare il segnale telefonico di un cellulare che si è agganciato a una cella della zona. Un dato che ha ridato speranza alle ricerche nonostante le quasi 20 ore passate che tra la forza dell'acqua e il rischio di ipotermia ha abbassato tanto le speranze di ritrovare i 3 giovani ancora vivi. Senza un secondo di sosta i vigili del fuoco, la Protezione Civile, la Croce Rossa hanno continuato a lavorare nella base operativa ma anche sul posto, con alcuni sommozzatori che non hanno smesso di immergersi in punti specifici segnalati da un esperto del fiume Natisone, concentrandosi soprattutto nelle zone dove la pressione dell'acqua tende a risucchiare in basso oggetti e purtroppo anche persone. Il tutto mentre altra parte della squadra di soccorso batteva l'argine del fiume scendendo progressivamente a valle. Ha provato alcune volte a discendere sul Natisone anche l'elicottero, regalando speranze poi sfumate. Dalle ricerche alla fine è emerso un ritrovamento, una borsetta da donna con dentro il cellulare, quello di Patrizia, proprio quello che si era agganciato alla cella. Vicino a questo nessuna traccia della ragazza, con la notizia che ha presto raggiunto le famiglie sconfortate dal passare delle ore. Una situazione angosciosa proprio per queste famiglie, tra chi aspetta a casa guardando la TV e chi è lì, perfino chi si vorrebbe cimentare in prima persona nelle ricerche o anche chi è in viaggio come la famiglia di Cristian. Una situazione che, come detto, lascia tutti senza respiro. Quello ce lo mettono gli impagabili sommozzatori che non smettono di cercare e di tenere la fiammella viva per far sì che quell'abbraccio che abbiamo visto non sia stato davvero l'ultimo per i 3 ragazzi trascinati via dal fiume. Un'altra notizia di cronaca: 2 anziani sono stati investiti da una moto oggi poco prima delle 13 in Corso Italia a Gorizia. Nell'impatto uno dei 2 feriti ha perso copiosamente sangue secondo le prime testimonianze ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Gorizia. Sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e la Croce Verde di Gorizia. Il transito del corso è rimasto bloccato per il tempo dei
rilievi. Pompieri al lavoro questa mattina dalle 10 in cima a via Madonnina a causa di spandimenti d'acqua in un condominio. Possiamo anche vedere le immagini, un intervento di per sé non complicato, esauritosi in poco più di un'ora e mezza, ma per consentire il passaggio e la sosta dei mezzi dei vigili del fuoco, la polizia locale ha dovuto chiudere la strada deviando il traffico per altre direttrici e chiudendo appunto l'ingresso proprio della via Madonnina in salita. Ecco, qui vediamo proprio la polizia locale che blocca il traffico e assiste i vigili del fuoco che svolgono l'intervento. Anche i residenti che avevano l'auto oppure i motorini parcheggiati in strada hanno dovuto attendere la fine di questo intervento. Dopo un'ora e mezza la via è stata comunque riaperta. Tutt'altro che conclusa la vicenda della cabinovia. A dispetto dell'interpretazione che ne ha dato il Comune a suo favore, il Comitato No Ovovia giudica estremamente positiva la sentenza emessa dal TAR e continua a sostenere che l'opera non è attuabile. Vediamo e facciamo il punto con la conferenza stampa che hanno realizzato proprio oggi i componenti del Comitato No Ovovia. La battaglia sulla cabinovia continua sul filo delle diverse interpretazioni degli atti giudiziari e amministrativi sull'opera. L'ultima sentenza del TAR è stata giudicata estremamente positiva dal Comitato No Ovovia perché, ha spiegato il portavoce William Starz, ha stabilito che i cittadini danneggiati hanno diritto di opporsi al progetto comunale, ma non solo. Ma soprattutto perché, alla luce di quanto noi abbiamo fatto valere in questi mesi, direi ormai in questi anni, tutta la parte relativa alla procedura per uscire dal dettame di legge che vieta questo tipo di impianti in zone di Natura 2000, la procedura che ha seguito la Regione, suffragata dai documenti che di volta in volta ha presentato il Comune, è stata abrogata dalla sentenza del TAR. L'opera non si può fare all'interno delle zone di Natura 2000. Insomma, lungi dal bocciare i ricorsi del Comitato, che avrebbe invece accolto nel nucleo essenziale, il TAR avrebbe, secondo questa interpretazione, richiamato più volte Comune e Regione a considerare di rivedere o ritirare piani e progetti pregiudizievoli per l'integrità del sito. In sintesi, al momento attuale il divieto di legge per l'opera resterebbe assoluto, il tutto a prescindere dall'ultima delibera della Regione sul procedimento di valutazione vinca, che il Comitato non esclude di impugnare. Ci siamo consultati con i nostri legali e qualora la Regione non ritiri la delibera, di sicuro la impugneremo e andremo avanti. Voglio ricordare che al DAR sono sospesi ancora 2 ricorsi fatti da altri residenti e dalle comunelle e un ulteriore ricorso che abbiamo presentato noi, quindi andiamo avanti, noi non ci fermiamo e speriamo che si fermino gli altri e che si chiuda questa penosa vicenda che impegna risorse finanziarie e umane consistenti già da troppi anni per fare un buco in acqua. Le dichiarazioni sempre sulla cabinovia del dirigente comunale Bernetti sulle perplessità in merito all'impatto ambientale della cabinovia non sono andate giù all'opposizione. È intervenuto a proposito il capogruppo di Adesso Trieste in Comune, La Terza, al quale ha risposto l'assessore ai lavori pubblici Lodi. Vediamo. L'ingegnere Bernetti è un tecnico, un ingegnere del Comune di Trieste, un dirigente. Invito l'opposizione e la politica a confrontarsi con i politici e a non scendere nei piani tecnici. L'ingegner Giulio Bernetti nel mirino dell'opposizione dopo l'espressione un po' più colorita di sciocchezze con la quale ha definito i dubbi sull'impatto ambientale della cabinovia nel corso di un convegno elettorale in Portovecchio. Un comportamento inaccettabile del dirigente comunale, attacca il capogruppo di Adesso Trieste La Terza su un procedimento ancora in corso, ma soprattutto rincara da parte della giunta di piazza che autorizza un dipendente pubblico a intervenire nel dibattito politico e l'assessore Elisa Lodi respinge al mittente le accuse. Trovo di non buon gusto attaccare un tecnico del Comune di Trieste, una figura professionale che seppur in una maniera colorita fa riferimento a
continui comunicazioni dai comitati e da anche altri esponenti politici che non corrispondono ai fatti. Il Brigadiere Bernetti si è riferito a una relazione dell'Università di Udine e quindi agli aspetti tecnici dell'iter poi che porterà all'approvazione del progetto della cabinovia. Invito quindi infine gli esponenti politici di rivolgersi ai tecnici negli uffici, a chiedere informazioni agli uffici e non solamente attraverso salotti televisivi. Questa polemica è superficiale e deve assolutamente rientrare rimettendola sui binari giusti. La politica si confronti con la politica e lasci fuori gli aspetti puramente tecnici che non ci competono. Allora, passiamo ora all'evento di domani a Trieste, il concerto di Ultimo, modifiche dei parcheggi in zona Valmaura, divieti di sosta, variazioni alle linee degli autobus, tutto in vista appunto del grande concerto del cantautore romano domani sera allo Stadio Rocco. Facciamo il punto con il servizio di Marco Stabile. Oltre 21.000 le persone attese per il concerto di Ultimo domani sera allo Stadio Rocco. Ingresso al Prato per i fan più accaniti già a partire dalle 17, in una giornata che per i residenti della zona sarà caratterizzata da un'importante serie di restrizioni, vedi passi carrabili e modifiche a parcheggi e linee degli autobus. Questo il punto della situazione con la polizia locale. Ricordo che da mezzanotte di oggi entreranno in vigore i divieti su tutte le aree circostanti lo stadio Nero Rocco, in particolare sulla via Valmaura e soprattutto sulle aree di parcheggio dietro la risiera, il piazzale De Simone e il piazzale che c'è posto fra via Flavia e via Miani. Se qualcuno ha parcheggiato le macchine appunto in quella zona si porti verso il proprio veicolo per spostarlo, perché domani dovremo sgomberare tutta l'area, quindi inizieremo da domani mattina gli sgomberi. Le chiusure avverranno dalle ore 12 in poi, via via aumentando, e quindi verrà chiusa la via Valmaura, da via Carpineto a Palatucci, la via Miani e la via Palatucci stesso. Le discese della GVT sia in direzione Trieste che in direzione Venezia sulla via Valmaura dalle ore 15 circa, o secondo quanto disposto dal personale della questura, verranno chiuse e interdette, quindi per non andare ad aggravare la situazione sulla via Valmaura che non ha sfogo perché verrà chiusa. Inoltre verrà chiusa anche la via Flavia tra le 22:30 e mezzanotte o fine concerto per permettere il deflusso di tutti i partecipanti. Sarà una domenica abbastanza impegnativa anche per quanto riguarda la viabilità in centro, con tutte le manifestazioni naturalmente si avranno delle ripercussioni. Essendo una giornata festiva, quindi non dovrebbe creare proprio gravissimi problemi. Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi, a fra poco. Riprendiamo il telegiornale tornando alla campagna elettorale in vista delle prossime europee. Il vero federalismo non c'entra nulla con la riforma Calderoli, lo ha detto oggi Alessandra Guerra, candidata alle europee per Pace, Terra e Dignità, è già presidente del Friuli Venezia Giulia. Ospite oggi a Tele4 a Sveglia Trieste. Vediamo. Il federalismo che portava avanti Bossi e poi Maroni, e Maroni che mi ha chiesto di coinvolgere Illy. Lì è finito il mio percorso politico, perché non è che sono cambiata io, è cambiata la Lega. Dalla malattia di Bossi in poi lentamente la sbarra o la barra dal centro-sinistra, centro si è spostata definitivamente a destra, ma quel federalismo non era la geometria non variabile di oggi, cioè quello che sta proponendo Roberto Calderoli. Quello che sta proponendo Roberto Calderoli è il possibile in una maggioranza di destra, all'interno della quale la Meloni vuole il presidenzialismo, e un presidenzialismo forte, con una verticalizzazione della politica importante, dove la Presidente del Consiglio decide tutto, anche il tavolo dei ministri, e non più i partiti ovviamente, e dove una legge elettorale che sembra proporzionale ma è peggio della maggioritaria, perché 4-5 segretari di partito decidono chi deve entrare in Parlamento e chi no. Il federalismo significa che le regioni
e attraverso le regioni, le province e i comuni contino sempre di più. Uno Stato federale casomai può arrivare al semipresidenzialismo, ma non può avere un presidente molto forte e contemporaneamente delle regioni deboli, debolissime, con competenze che non hanno coperture finanziarie. Il terzo problema è che non parla dell'unica cosa che tutti gli Stati federali hanno, il Senato delle Regioni. Con una lettera inviata ai propri parrocchiani, Monsignor Malnati ha annunciato l'accoglimento da parte del Vescovo della sua richiesta di dimissioni per raggiunti i limiti d'età. Il nuovo parroco di Notre Dame di Sion sarà scelto a inizio autunno. Intanto abbiamo intervistato Don Ettore Malnati. Con l'anno pastorale nuovo, il Vescovo designerà un nuovo pastore per la comunità di Sion. Il Vescovo Trevisi ha accettato le dimissioni di Monsignor Ettore Malnati. È stato lo stesso parroco di Notre Dame de Sion a comunicare la decisione della diocesi con una lettera inviata ieri alla comunità. Don Ettore aveva annunciato l'intenzione di lasciare già da qualche tempo. Il passaggio di ieri non è altro che la formalizzazione di una decisione presa sostanzialmente per raggiunti limiti di età. Il Vescovo, Don Ettore tiene a sottolineare, ha compreso le ragioni di tale scelta. Mi ha chiesto anche che cosa intendevo poi poter fare. Dico, io non ho, a Trieste ho dato tutto il mio cuore, il mio tempo, però io non ho dei beni immobili a Trieste, quindi penso, se lei è d'accordo che mi dà tutte le facoltà, io penso di poter dare una mano da dove io sono venuto. Don Malnati dunque farà ritorno in Lombardia, come aveva già anticipato, ma, par di capire, seguirà ugualmente le vicende di una città che riveste nella sua storia personale e sacerdotale un'importanza più che rilevante. Trieste mi ha dato tantissimo, non solo a Sion, ma anche nelle realtà della diocesi, al seminario, nella cultura, eccetera. Quindi sono molto debitore a Trieste e sono anche molto contento di aver, con l'aiuto di Dio, creato una nuova comunità ecclesiale a Trieste. Per tracciare un bilancio di 50 anni di servizio c'è ancora tempo. Ma pur se parlando con Don Ettore si percepisce un'emozione magari trattenuta, si capisce anche che quello spirito caustico che lo contraddistingue di certo non è venuto meno in queste ore. E io ho detto alla mia gente di essere cristiani adulti, di non fare i ruffiani e di non fare neanche, i contestatori. Sempre nel suo stile. Allora, ci spostiamo a Gorizia, perché oggi è stata una giornata di festa a Gorizia, insieme a Klagenfurt e a Nova Gorica, città gemellate che hanno rinsaldato il loro legame nell'evento ospitato, lo vedete, possiamo forse anche sentire l'audio di fondo, in piazza Vittoria, il centro del capoluogo isontino. Un incontro tra popoli all'insegna della gioia, della condivisione, della collaborazione che supera tutti i confini. Gruppi austriaci e quelli di Gorizia in costume tradizionale si sono esibiti portando energia, musica e tradizioni. Anche lo vedete nelle immagini, se non propriamente baciato dal sole, la festa targata Klagenfurt ha animato questa mattina il cuore di Gorizia. Qui vediamo il sindaco che parla dal palco, un appuntamento frutto dell'intensificarsi dei rapporti tra la stessa città sull'Isonzo e quella della Carinzia, il cui gemellaggio risale al 1965, portando in piazza Vittoria una settantina di persone dall'Austria. Ha tirato un sospiro di sollievo dopo il maltempo di ieri, quindi alla fine le nuvole hanno lasciato intravedere uno spiraglio di luce che ha permesso quindi a musicisti, ballerini e sbandieratori di esibirsi. A parlare, come avete visto, è stato il sindaco di Gorizia e Ziberna, ma oltre alla comunità locale e a quella austriaca, sul palco era rappresentata anche quella di Nova Gorica, con il neo vice sindaco Tomasz Horvat. Anche la più giovane città slovena infatti si è unita al gemellaggio nello stesso anno in una triangolazione sottolineata dal sindaco primo cittadino carinziano Christian Scheider. Diamo un esempio all'Europa, ha detto. Per lui infatti il segnale di unione dei tre stati in un momento storico come questo è fondamentale. Insieme riusciamo, ha detto, a superare le sfide con la cooperazione dei popoli e delle città
città. Quando c'è questa forma di unione si scongiura ogni forma di conflitto, quindi anche un bel messaggio. Parole condivise da Horvat, rilevando che da questo angolo di Mitteleuropa, ha detto, possiamo essere esempio per un'Europa più nuova e moderna, cooperando insieme per dimostrare che possiamo fare di più. Sono fiducioso, ha aggiunto, sul prosieguo del rapporto in futuro, un segnale anche per la politica. Quindi questa è la giornata di festa, mentre dal 14 al 16 giugno in Piazzale Straulino qui a Trieste, sulle rive, andrà in scena l'iniziativa A Canestro per la ricerca, nata su iniziativa del playmaker della pallacanestro Trieste, Stefano Bossi. Vediamo il nostro servizio. Sostegno alla ricerca sul cancro, prevenzione attraverso l'adozione di comportamenti salutari, 2 giorni all'insegna del basket, tanti momenti di gioco e intrattenimento per tutti, sono solo alcuni degli ingredienti dell'iniziativa ideata dal playmaker della pallacanestro Trieste Stefano Bossi a supporto del Comitato Friuli Venezia Giulia di Fondazione AIRC e con la collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo FVG e il Comune di Trieste. E noi come atleti della pallacanestro Trieste sappiamo che abbiamo un bacino di utenze, di pubblico notevole, quindi viste le nostre storie personali, soprattutto quella di Stefano in particolare, siamo portati anche a sensibilizzare, grazie anche all'aiuto della pallacanestro Trieste stessa come società, nella figura di Michael Arcieri, che ci tiene molto a questi progetti sociali, il fatto di sensibilizzare le persone alla ricerca e di portare avanti questa idea, perché comunque sappiamo quanto sia importante e quanto lo sport possa essere, oltre veicolo di salute se praticato, anche veicolo di messaggi se poi diffusi in maniera corretta. Sabato 15 e domenica 16 giugno il programma delle sfide prevede un torneo 5 contro 5 categoria Under 17 maschile, un torneo 3 contro 3 categorie senior maschile e femminile e una speciale partita 5 contro 5 Memorial Dario Bossi, in ricordo del padre del campione triestino. Accanto ai campi da gioco eccezionalmente allestiti in Piazzale Straulino saranno organizzate diverse attività come le gare di tiri liberi per misurare la propria abilità sotto canestro, la distribuzione delle magliette dell'evento per gli appassionati o il trucca bimbi per i più piccoli. La realizzazione di questo evento è partito da lontana, ma pian pianino si sta delineando verso il 14, 15, 16 giugno le date ufficiali. Per noi è importantissimo, come diceva anche Francesco, di entrare nel tessuto sociale e fare delle cose positive al di fuori del campo da basket, e per noi appunto sarà un orgoglio vedere la città che risponde in maniera positiva in una tematica come questa. Ci tengo a ringraziare appunto mio fratello, che è la motivazione per cui tutto questo è stato fatto, per lasciare qualcosa come il memore che sarà per mio papà e nostro papà, e la pallacanestro Trieste per averci dato il supporto. Ringrazio apertamente anche Italy, che ci ospiterà nella serata di gala il venerdì 14 giugno, e quindi non ci resta che vederci tutti assieme a Piazzale Straulino nel parcheggio adiacente a Italy. Concludiamo con un aggiornamento sulla terribile vicenda del Friuli di Premariacco, i 3 ragazzi dispersi nel fiume Natisone da ieri. Continuano ancora le ricerche senza sosta, finora è stato trovato, lo sapete, soltanto il cellulare di una delle ragazze, Patrizia. Intanto la Procura di Udine ha aperto un fascicolo informativo senza indagati né ipotesi di reato sulla scomparsa dei 3 ragazzi travolti dalla corrente del Natisone nel primo pomeriggio di ieri. Lo ha confermato il procuratore capo Massimo Lia. È stato recuperato appunto nel primo pomeriggio il telefonino cellulare di una dei 3 scomparsi dopo essere stati investiti dalla piena del fiume mentre si trovavano a Orsaria di Premariacco. Era all'interno di una borsetta da donna. Il cellulare appartiene appunto a una delle ragazze disperse ed è lo stesso da quale era partita la telefonata al 112 con la quale i giovani avevano chiesto aiuto una volta trovatisi bloccati nelle acque del Natisone. Nonostante appunto i soccorsi tempestivi, purtroppo ancora nessuna notizia arriva sul fronte delle ricerche. È tutto per questa edizione, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata.